Buonasera, i titoli. Festino di Santa Rosalia da record a Palermo, più di 350.000 i devoti in piazza dopo l'invettiva dell'arcivescovo Lorefice contro le nuove droghe, peste dei nostri giovani. Oggi il solenne pontificale con il segretario di Stato Parolin che invita la Chiesa a essere testimone di giustizia. A Mascalucia, nel Catanese, le fiamme divorano il centro raccolta rifiuti e provocano danni anche a un capannone della Protezione Civile. La denuncia del sindaco Magra è un atto doloso, saranno puniti. Abusa di 2 nipoti tredicenni, arrestato zio Orco a Favara. A una delle violenze ha costretto ad assistere il figlio di soli 2 anni. A Palermo una quindicenne rivela di essere stata violentata in un locale della Daura, denunciato a piede libero un 19enne, dopo l'aggressione è scoppiata una rissa tra 2 gruppi di giovani. Catania, ancora sotto la cenere, pulizia delle spazzatrici costrette ad operare tra le auto in divieto di sosta, manca un vero coordinamento e cresce il malcontento delle persone. Al Taormina Film Festival, la storia del giudice Terranova ucciso dalla mafia nel 79, il regista Pasquale Scimeca, un esempio per Falcone e Borsellino. Calcio, varato il calendario di Serie C, esordio in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento e per il Trapani di scena a Foggia, mentre il Messina apre la stagione in casa contro il Potenza. Buonasera, dunque il festino di Santa Rosalia da record a Palermo all'indomani dell'invettiva dell'arcivescovo Lorefice contro le nuove droghe, peste dei nostri giovani. Oggi il solenne pontificale con il segretario di Stato Paolo Parolin che invita la Chiesa ad essere testimone di giustizia. Ma sentiamo Manlio Viola. Un festino dei record con 350.000 persone scese in piazza per assistere alla grande rappresentazione teatralizzata della storia della Santa. Non il più seguito di sempre, ma sicuramente fra i primi 5 della storia e certamente il più importante degli ultimi 2 decenni. Il giubileo di Santa Rosalia nel 400° anniversario del ritrovamento delle sue spoglie nella grotta di Monte Pellegrino, avvenuto il 15 luglio del 1624, spoglie poi portate in processione per Palermo e che tradizione vuole liberarono la città dalla peste per l'intercessione divina della Santa, è stato rappresentato in 5 atti da Palazzo dei Normanni fino a Portafelice alla Marina. Una festa di luci, colori e soprattutto di popolo che ha visto rappresentare anche le sante Damigelle, Cristina, Oliva, Lucia e Agata, unendo la Sicilia in un grande abbraccio. Ma archiviata la festa risuona ancora la eco dell'anatema dell'arcivescovo contro le nuove droghe, peste dei nostri giovani. Oggi è il giorno però che mette da parte la festa di popolo e guarda alla religione. E dopo la lettera del Papa alla città nel giubileo di Santa Rosalia, a celebrare il solenne pontificale è arrivato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Paolo Parolin, forte il suo monito alla Chiesa di Palermo. La Chiesa di Palermo continui anche adesso ad essere attenta e sollecita nel favorire processi e percorsi atti a promuovere la cultura della giustizia e della legalità, collaborando con le numerose associazioni che operano tra le maglie del tessuto urbano e che sono presenti sul territorio. La festa si conclude con la processione dell'urna che contiene le spoglie della Santa, una processione dal percorso uguale a quello di 400 anni fa e quasi identico anche a quello della rappresentazione teatrale della scorsa notte, quando la storia della Santa è stata messa in scena per l'ennesima volta per celebrarne il trionfo sulla peste e la speranza data ai palermitani. Incendio oggi pomeriggio nel Catanese, precisamente a Mascalucia, bruciato il centro raccolta rifiuti e danni anche in un capannone della Protezione Civile. Le fiamme domate dopo ore dai vigili del fuoco. Il sindaco Magra denuncia, è un atto doloso, li troveremo. Roberta Lunghi. Non si tratta di incendi naturali e quindi su questo bisogna vigilare e dare grande attenzione, perché questi veramente disgraziati che hanno appiccato questi incendi vanno perseguiti e puniti nelle maniere opportune. È chiara e forte la denuncia del sindaco di Mascalucia nel Catanese dopo il grave incendio che ha colpito il territorio tra Mascalucia e San Pietro Clarenza in via Santa Margherita. L'immane fatica dei vigili del fuoco impegnati per molte ore, la paura per le abitazioni, per un capannone della Protezione Civile e per il centro di raccolta rifiuti del comune. A
tradire le ore di paura consumate proprio le immagini di ciò che resta. Sono stati dei cittadini ad allertare i vigili del fuoco e da lì la macchina organizzativa si è attivata con la collaborazione di Forestale e Protezione Civile fino alla necessità del sorvolo di un Canadair. Protette le abitazioni ma completamente avvolti dalle fiamme i tanti cassonetti presenti nel centro raccolta rifiuti, andati distrutti. Danneggiato anche qualche mezzo della Protezione Civile. Saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza ad aiutare nelle indagini. Da una parte la convinzione dell'incendio doloso, ma dall'altra anche l'amarezza per ordinanze non rispettate. Insieme all'ingegnere Cocina abbiamo intenzione veramente di denunciare tutti coloro che non hanno provveduto a mettere in sicurezza quello che sono appunto questi territori a volte abbandonati, di cui ogni anno noi ci interessiamo perché far creare quantomeno le barriere antincendio. In una Sicilia sferzata dal caldo africano, gli incendi si susseguono. Sempre nel Catanese, fiamme anche sullo svincolo autostradale all'altezza di Gelso Bianco, sui bordi stradali ricoperti da vegetazione. Abusa di 2 nipoti tredicenni, arrestato a Favara lo zio Orco, ad assistere anche il figlioletto dell'uomo, un bimbo di 2 anni. Davide Sardo. Avrebbe abusato sessualmente di 2 nipoti minorenni, 2 ragazzini, entrambi di 13 anni. La vicenda è venuta fuori per caso. L'uomo era sotto indagini per altre ragioni e i carabinieri del reparto operativo di Agrigento avevano nascosto una cimice della sua automobile. Così quelle intercettazioni hanno rivelato con una drammatica chiarezza una turpe storia di abusi tra lo zio Orco, un uomo di 26 anni di Favara, e i nipoti minorenni. 2 gli episodi contestati avvenuti la prima volta il 25 giugno scorso e poi qualche giorno dopo, il 1 luglio. Una delle 2 violenze sarebbe stata consumata proprio all'interno dell'auto. Ad accrescere l'orrore la circostanza che a bordo ci fosse anche il figlioletto dell'uomo, un bimbo di appena 2 anni, costretto ad assistere agli abusi. In tempi record è stata chiesta e ottenuta l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è già in cella nel carcere Pasquale di Lorenzo. Denunciato il giovane 19enne che avrebbe violentato in un locale della Scogliera della Daura di Palermo una ragazzina di 15 anni. Il presunto violentatore è adesso indagato a piede libero. Marco Gullà. È stato denunciato per violenza sessuale il giovane di 19 anni che avrebbe abusato di una ragazza di 15 anni in una scogliera della Daura a Palermo. Dopo una lunga giornata di indagini e di interrogatori, il presunto violentatore è indagato a piede libero. Tutto avviene nella notte tra sabato e domenica. I 2 stanno trascorrendo una serata con amici in un locale alla Daura di Palermo, poi si appartano su una scogliera poco illuminata ed è lì che, secondo il racconto della ragazzina, avviene la violenza. Chiede aiuto ad un buttafuori del locale e viene accompagnata a casa. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo. La vicenda è iniziata con una rissa in questo McDonald's in via Rosario Nicoletti. Si sono affrontati 2 gruppi di giovani, ma quando sono arrivati i militari lo scontro era terminato. A poco è emerso che quelle presenti al fast food erano 2 fazioni, da una parte gli amici della vittima, dall'altra quelli del presunto aggressore. Nel frattempo la giovane di 15 anni, accompagnata a casa da un vigilante, era stata portata dai genitori all'ospedale policlinico dove si trova il reparto che gestisce i casi di violenza sessuale. I medici hanno avvertito i carabinieri che hanno iniziato le indagini e sono risaliti al giovane che era stato incontrato quella sera nel locale e con il quale la vittima si sarebbe appartata. Indaga sia la procura ordinaria che quella per i minorenni. Emergenza cenere e pulizia inefficace nel centro storico di Catania, dove le spazzatrici sono costrette ad operare tra le auto in divieto di sosta. Manca un vero coordinamento e cresce il malcontento delle persone. Tonino De Mana. Si mette la polvere o la cenere sotto il tappeto. A distanza di 11 giorni dall'eruzione dell'Etna che ha ricoperto Catania di sabbia vulcanica, l'emergenza non sembra rientrare. Strade, marciapiedi e piste ciclabili sono ancora anneriti ed il servizio di spazzamento, specie nell'Ottocentro gestito da Gema, continua a riscontrare gravi criticità. Criticità che derivano dalla mancanza di un vero coordinamento tra enti coinvolti. Più che cenere su cenere, farsa su farsa, perché ormai è diventata una barzelletta. Avevamo chiesto in aula di comprendere se c'era
c'è un tavolo in prefettura, se c'è il coinvolgimento della protezione civile, ma mi pare di capire che non c'è nulla di tutto ciò, quindi stiamo ancora attendendo che in alcune zone della città di Catania, soprattutto all'Ottocentro, qualcuno intervenga concretamente. Nonostante i divieti di sosta, per esempio, qui siamo in via Umberto, le auto restano parcheggiate non consentendo alle spazzatrici di operare sul ciglio della strada. Di fatto il mezzo meccanico si limita a pulire il centro della strada che tra l'altro con il continuo passaggio delle auto è già libero dalla sabbia e lo farà anche domani dalle 4 alle 10 e comunque fino al 18 luglio come indica il cartello. Ma le domande sono: per quale motivo per 6 giorni la spazzatrice passerà per pulire il centro della strada? E i vigili urbani? Qualcuno ha verbalizzato i mezzi in divieto di sosta o in alternativa ha sollecitato l'intervento del carro attrezzi di AMTS? Non va meglio nella adiacente piazza Iolanda, nera come l'umore di passanti e residenti. Questa cenere, quando va in circolo, colpisce i polmoni, quindi diventa un problema sanitario serio. Io ho caduto 2 volte che sono una persona di 84 anni. Non so di chi è la colpa, non voglio dare la colpa, ma sono molto delusa. Pulizia che va avanti a macchia di leopardo, qui siamo in Piazza dei Martiri. Tutto fermo invece a Picanello, dove mercoledì è in programma il mercato rionale, che già la settimana scorsa si è tenuto tra rifiuti e cenere lavica. Non certo il massimo dal punto di vista igienico-sanitario. E sulla morte di Mihai Botez avvenuta nella notte tra sabato e domenica, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause che hanno portato alla morte del 34enne, da tempo residente a Lipari. Una persona indagata per omicidio colposo. Si sarebbe trovata con il cittadino rumeno sul gommone partito da Lipari e diretto a Vulcano, finito poi contro gli scogli. Una breve pausa e poi a Siracusa, dove la pista ciclabile è abbandonata. La pista ciclabile di Siracusa, intitolata Rossana Maiorca, è nel totale abbandono. Sentiamo Francesco Loi. La pista ciclabile è un degrado assoluto, tutta per intero. Una pista ciclabile che cade a pezzi, più di 6 chilometri dai Cappuccini alla Targia, intitolati a Rossana, figlia del grande Enzo Maiorca, che sono nel totale abbandono. Percorrendoli notiamo che anche il manto è dissestato e così molti decidono di non venire più qui. La manutenzione è la grande assente. Manutenzione non ce n'è mai stata in questa pista. Soltanto 3 anni fa che hanno cambiato alcune legna. Alcuni, mi schifo anche di essere siracusano. Lo dico apertamente. Un po' di manutenzione non guasterebbe. Un percorso con una vista mozzafiato, si costeggia il mare e nelle giornate limpide si può ammirare anche l'Etna. Tutto però sorpassato dal degrado. Non si fanno competizioni sportive, ma qui un vincitore c'è, il degrado. Il degrado è dovuto alla mancata manutenzione. La staccionata manca in diversi punti, quella che resiste invece è a rischio cedimento. Oltre ad una brutta immagine, qui entra in gioco la sicurezza. Andare in bici diventa pericoloso. Anche, ci sono buche, non ci sono transenne idonee, insomma è un po' pericoloso stare in queste zone. Un percorso a ostacoli. Diciamo di sì. Anche la segnaletica ci ricorda che l'abbandono la fa da padrone, erbaceo ovunque e tanto malcontento. Il comune non fa nulla, commenta qualcuno, e a guardare queste immagini come possiamo non dargli ragione? Anche quest'anno le tartarughe caretta hanno scelto l'oasi del Simeto per nidificare. Nei giorni scorsi alcuni volontari hanno scovato le tracce del loro passaggio e poi il nido, che è stato recintato, sarà sorvegliato fino alla schiusa delle uova. Il WWF sottolinea che sono oltre 100 i nidi di tartarughe segnalati lungo le coste dell'isola, in aumento rispetto all'anno scorso. Andiamo a Taormina Film Fest. La storia del giudice Terranova, ucciso dalla mafia nel 79, è stata protagonista in anteprima mondiale appunto al Taormina Film Fest per la regia di Pasquale Scimeca. Sentiamo Roberta Lunghi. Gliela posso fare una domanda? Ma lei nei miei occhi vede paura?
Non c'è paura negli occhi del giudice Cesare Terranova, perché quello sguardo che Sciascia definiva come quello incantato di un bambino si è trasformato in coraggio ancora di più al cospetto del boss Liggio. Il giudice e il boss, presentato in anteprima mondiale al Taormina Film Festival, realizza infatti per il regista e sceneggiatore Pasquale Scimeca l'esigenza di completare un puzzle. È stato il primo giudice che ha indagato i corleonesi. Ed è stato soprattutto il giudice, insieme col suo maresciallo, con Lenin e Mancuso, che per primi hanno capito che la mafia si stava trasferendo dalle campagne alle città. Accetto. A Corleone, un epidio scappio signori. Dottore, stanno sparando. Sente di conoscere la verità il giudice Terranova, interpretato da Gaetano Bruno. Gli mancano le prove, ma le cercherà con una squadra di nomi che entreranno tristemente nella cronaca e nella storia. Perché uomini come Paolo Borsellino, Gaetano Costa, Rocco Vinnici e mettici pure Giovanni Falcone faranno la differenza. Istruirà i primi 2 maxi processi contro la mafia con 116 e 66 imputati, tutti corleonesi, che si concluderanno con l'assoluzione di quasi tutti. La delusione profonda, la pausa dalla magistratura e poi il ritorno nel 1979, seppure con una consapevolezza. Ci sono persone che non sono contente di come si sta comportando tuo marito. A quanto pare mi vogliono ammazzare. Terranova verrà ucciso con il maresciallo Lenin Mancuso la mattina del 25 settembre, proprio mentre si apprestava a prendere servizio a Palazzo di Giustizia di Palermo. Ci fermiamo, una breve pausa e poi il calendario di Serie C per il calcio. Eccoci al calcio, varato il calendario di Serie C, esordio in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento e per il Trapani di scena a Foggia, mentre il Messina apre la stagione in casa contro il Potenza, il primo derby siciliano alla 9ª giornata. Tonino De Mana. Si è alzato il sipario a Firenze sul campionato di Serie C che scatterà l'ultima domenica di agosto e che vede ai nastri di partenza 3 squadre siciliane. Esordio in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento. La gara, in programma il 25 agosto, si disputerà a Potenza a causa dell'indisponibilità dello stadio dei Campani sottoposto a lavori di maquillage. Il Messina inizierà in casa contro il Potenza, mentre il neopromosso ed ambizioso Trapani renderà visita al Foggia. La prima casalinga del Rossazzurri, giorno 1 settembre, sarà subito un big match al Massimino, sarà di scena il Benevento. Lo stesso giorno il Trapani riceverà l'abbraccio del pubblico amico per affrontare il Picerno, con il Messina che invece viaggerà alla volta di Cerignola. E siamo ai derby siciliani. Il primo alla 9ª giornata metterà di fronte Trapani e Messina che si affronteranno il 13 ottobre, gara di ritorno a campi invertiti il 23 febbraio 2025. Alla 13ª giornata la sfida da cerchiare il rosso tra Catania e Messina, con l'andata al Massimino il 3 novembre e ritorno al San Filippo il 16 marzo. Alla 15ª giornata, 17 novembre, incrocio tra Catania e Trapani che poi si affronteranno al provinciale il 30 marzo 2025. E adesso le ultime del calciomercato per le siciliane. C'è chi suda da qualche giorno, chi è pronto a farlo e chi invece spera di conoscere il proprio destino. Palermo, Catania e Trapani, Messina cercano di dare avvio alla propria stagione in pieno calciomercato. Dopo l'ufficializzazione di Nicolau, il Palermo non si ferma. Dionisi, dal ritiro di Livigno, ha detto chiaramente che si aspetta ulteriori rinforzi, un terzino sinistro, un centrale di difesa, un regista, una punta che sostituisca Mancuso. La prossima settimana potrebbe essere il turno di Pierozzi e Ceccherini. I 2 calciatori sono ormai in una fase molto avanzata della trattativa e mancherebbe davvero pochissimo. Il terzino destro della Fiorentina si allena a parte proprio in virtù dell'accordo con i rosanero. Ceccherini invece è escluso dal progetto Verona e si valuta la formula per portarla a Palermo. Per il ruolo di terzino sinistro, che necessita di un rinforzo, si pensa sempre a Carissoni del Cittadella. In ritiro anche Catania e Trapani. Nella lista dei convocati rossazzurri c'è anche Filippo D'Andrea, l'attaccante ex Cerignola già arrivato ad Assisi. È il primo tassello di una rivoluzione che il direttore sportivo Daniele Faggiano sta portando avanti nel reparto d'attacco. Si lavora infatti anche per Facundo Lescano, sul quale il Catania è in vantaggio rispetto alla concorrenza. Faggiano conta di chiudere a breve anche per il difensore Ierardi e il centrocampista De Rose.
un fedelissimo di Mimmo Toscano. In Umbria cascia anche il Trapani, che ha annunciato tramite il presidente Valerio Antonini gli arrivi di Celiento, Benassai e Caiazzo e le conferme di Gelli, Crimi e Guerriero. Tutto fermo, o quasi, al Messina. Si attende la risposta del gruppo straniero con cui è stata sottoscritta l'intesa per la cessione del pacchetto societario lo scorso 23 giugno. Intanto il club ha annunciato che il ritiro partirà il 22 luglio, dove non si sa con quali giocatori nemmeno, visto che al momento sono solo 5 tesserati per la società giallorossa. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.